Io oggi voglio parlarvi dell'origine del linguaggio. Il linguaggio nacque nel Mediterraneo, almeno nella misura in cui noi vogliamo tener fede a quello che dicono gli antropologi e altri studiosi, che cioè l'Homo sapiens, almeno lui se non il Neanderthal, discese dalle alture dell'Etiopia arrivando sul Mediterraneo. Pertanto è chiaro che il primo linguaggio che si manifestò nel Mediterraneo fu quello dell'Homo sapiens. L'Homo sapiens conosceva già l'alfabeto, nel senso che appena riuscì a tradurlo in segni, ecco che appare il primo alfabeto della storia, 5.000 anni fa, l'alfabeto egizio. L'alfabeto nacque perché gli egizi avevano bisogno assoluto di esprimere il proprio linguaggio. I geroglifici che poi vedremo sono una conseguenza del loro alfabeto. Non dobbiamo essere ingannati da questi segni, questi bei disegni. Loro esprimevano l'alfabeto con questi disegni. Poi l'alfabeto più evoluto che noi conosciamo, lo riteniamo evoluto solo perché lo abbiamo adottato, è quello cosiddetto fenicio. Ma anche quelli sono dei segni arbitrari, né più né meno come questi. Dobbiamo abituarci ad avere una mente molto libera nel considerare queste cose. Per cui dobbiamo prendere atto del fatto che gli inventori dell'alfabeto furono gli egizi e intuirono anche nel momento in cui si misero ad esprimere il linguaggio con dei segni, con dei grafemi, intuirono una cosa fondamentale che noi loro eredi, diciamo così, ci siamo già dimenticati. Loro sapevano che la parola ha un significato profondissimo ed è da considerare né più né meno come un melograno, il quale ha la buccia grigiastra, ruvida, inespressiva, però poi quando lo apriamo, che cosa contiene? Una miniera di rubini gustosissimi. La stessa cosa, lo stesso fenomeno ce l'abbiamo nella parola, se la vogliamo analizzare, perché oggi noi abbiamo le parole già confezionate, per cui abbiamo per esempio il muscolo e dobbiamo fare uno sforzo di memoria per ricordare la cosa, perché non è semplice. Gli antichi avevano formato la parola osservando il topo, perciò anche qui, come vedete, ci troviamo confrontando musculus, il latino musculus, col topo, ci troviamo di fronte al melograno che il musculus è coperto dalla buccia e poi zac, vediamo il topo e si apre di colpo, capiamo perché nacque quella parola. Muscul significa che si raccoglie in sé, ha lo stesso significato di cagliare, del serpente che si raccoglie in sé, più mucul. Questi sono i concetti primitivi da cui nacquero le parole. Le parole nacquero, cioè, nella osservazione di altre cose. Nacquero, cioè, per analogia, non nacquero così, dal niente. Nacquero sempre per analogia. Anche questo tipo di muscolo, lo vedete, e in Sardegna come è chiamato? Piscioni. Anche questo ha il referente nel sumerico pesh, topo, più unu, selvaggio. Pesciunu, era il ratto. E infatti il piscione è un po' diverso dal muscolo del braccio. Questi due concetti
sono sopravvissuti nel Mediterraneo, uno presso i Latini, uno presso i Sardi. Che la parola fosse come un melograno, gli egizi l'avevano capito da sempre e nell'inventare l'alfabeto non si limitarono a segnare le lettere dell'alfabeto per indicare una parola, ma poi ci misero a fianco i geroglifici per esprimere meglio il concetto. Perciò abbiamo se, pe. Questo è un po' arbitrario perché gli egittologi lo utilizzano in analogia ad altre parole che loro hanno scoperto o studiato, e in ogni modo lo ritroviamo seppe presso i latini, significa frequentemente, spesso. Gli egizi non si limitarono ad esprimere i due segni, ma ne misero a fianco un terzo che è un geroglifico, il sole, per indicare l'eternità. In più ci misero la quaglietta, che per loro era il segno indiscutibile che non poteva ingannare nessuno, per indicare la pluralità. Tutti i plurali sono espressi presso gli egizi dalla U. Per loro la quaglietta indicava la U. In più, oltre a questi due geroglifici, utilizzavano per il sepe anche queste tre stanghe, il numero 3, per intenderci, il numero 3, che per loro significava appunto la pluralità. Per cui il sepe era appoggiato da questi tre geroglifici che ne esprimevano la natura. Come vedete, gli egizi avevano tutto l'interesse di far capire al popolo che leggeva la grandezza, l'importanza di una parola, che così detta senza nessun riferimento appariva come uno sforzo mnemonico. Poi, se gli mettevano a fianco i referenti, ecco che la parola ad ogni utente si apriva come un melograno. Noi ci siamo dimenticati di tutto questo fenomeno e riteniamo la lingua egizia molto complessa, mentre non lo era affatto. In ogni modo abbiamo già capito e intuito che una parola si può capire solo se la disintegriamo, se la apriamo appunto come il melograno, per capirne il significato profondo. Nel fare questa operazione noi facciamo quella che viene detta l'etimologia, cioè l'etimologia è quell'operazione che porta a scavare nei dizionari fino alla prima apparizione della prima parola che si assomiglia e che ha lo stesso significato di quella che usiamo attualmente. Ecco, naturalmente non tutti sono edotti sulla tecnica etimologica, anzi sono in pochi in realtà, perché sbagliano anche la maggior parte dei docenti universitari. Non scandalizzatevi. In ogni modo parliamo intanto dell'uomo senza una base culturale profonda, che conosce per esempio solo il sardo. Quando deve cercare il significato di una parola, e spesso lo fa, confronta quella parola con un'altra parola sarda. Perciò sardo con sardo. Chi conosce l'italiano, sono la maggioranza, confrontano il sardo con l'italiano e per cui sono portati a pensare automaticamente, direi ciecamente, che quella parola sarda è confrontabile con l'italiano, per cui deriva dall'italiano. Ecco, e nasce il concetto della derivazione, che è un concetto sbagliato.
Altri che conoscono anche il catalano si accorgono che molte parole sarde sono identiche o simili al catalano e allora subito vanno a pensare che in base alla loro falsa teoria della colonizzazione quelle parole siano state portate dai catalani. Se poi uno conosce anche il latino, il confronto viene fatto anche col latino, per cui se oltre al catalano vedono che quella parola è ancora più antica e rapportabile al latino, non ci pensano due volte a dire che quella parola sarda deriva dal latino. Il concetto di derivazione, perciò di supremazia, perciò di colonizzazione, è un concetto sbagliatissimo nella linguistica, non è mai stato valido, mai. Nel Mediterraneo noi dobbiamo parlare invece, proprio come origine, di una lingua mediterranea, una koiné mediterranea che si formò uguale per tutti. Se poi ce le ritroviamo le singole lingue mediterranee scompartite ormai oggi, però dopo 5, 6, 10 mila anni e più ce le ritroviamo suddivise già, è perché appunto col passare della storia c'è stato il fenomeno della dialettizzazione, chiamiamolo così, cioè della scompartizione di una lingua in varie parlate che col tempo per vari fenomeni si sono pian piano distinte, ma che rimangono ancora confrontabili l'una con l'altra. Noi dobbiamo parlare della lingua mediterranea e quando parliamo della lingua mediterranea, la quale non è altro che un prodotto dell'Homo sapiens, dobbiamo pensare anche che essa nacque già molto evoluta, perché noi siamo abituati a confrontarla al massimo con l'egizio, il quale è stato scritto 5.000 anni fa. Però l'egizio esisteva prima ancora che venisse scritto, esisteva da 10, 20, 30, 40.000 anni. Ecco, per cui è anche intuitivo che questa lingua, se è vero che l'Homo sapiens deriva dall'Etiopia, questa lingua scese pian piano lungo il Nilo e si affacciò sul delta, da dove poi conquistò tutte le coste. Il fatto che fosse già matura quella lingua, matura in ogni senso, non stiamo a discutere adesso la definizione di matura, lo ritroviamo per esempio nei dipinti di Altamira, anche di Chauvet, eccetera. Ecco, i dipinti di Altamira sono di una perfezione assoluta che soltanto Rembrandt riuscirebbe oggi, come ieri, nei secoli passati, a dipingerla, a dipingere quegli animali. E quando Picasso vide i dipinti di Altamira, esclamò, lui era un grande artista, no? Esclamò che dopo Altamira tutto era decadenza. Lui lo disse dal punto di vista artistico, però è chiaro che se è decadenza l'arte da 40.000 anni fa, c'è decadenza anche in altro, in molte cose. Noi dobbiamo pensare all'Homo sapiens, al creatore del linguaggio, come a un uomo molto, ma molto evoluto, anche se qualcuno ci porterebbe a non crederlo. E pertanto dobbiamo imparare anche a capire che probabilmente la navigazione cominciò già col Neanderthal e al massimo l'Homo sapiens la perfezionò. Noi, per quanto riguarda il linguaggio, ce lo troviamo ormai sparso per il mondo. Sappiamo che una lingua monosillabica come quella egizia nacque anche presso i Sumeri, li vedremo tra poco. I Sumeri avevano una lingua
monosillabica e agglutinante come quella egizia. Chi erano i Sumeri? I Sumeri erano costruttori di città. Infatti, quando gli accadici giunsero a conoscere i Sumeri, li chiamarono proprio popolo che vive nelle città, con parola sumerica perché anche l'accadico non è altro che un sumerico ormai agglutinato, 2, talvolta 3 parole, ma originariamente erano tutti monosillabi. Con la lingua sumerica che loro vennero a conoscere, o perlomeno che conobbero come una lingua più o meno identica alla propria, ecco che scrissero per la prima volta nella storia la parola Sumeru. Analizzandola per monosillabi abbiamo su popolo, me stare, re città o uru città. Sumeru. Questi Sumeri non sono altro che una costola degli Egizi. Infatti, gli Egizi, una volta giunti sul delta, mica se ne stettero lì, anche loro giunsero a saturazione, trovarono dei momenti in cui o per carestie o per altre cose dovettero separarsi ed ecco che iniziò la colonizzazione del Mediterraneo e lentamente la colonizzazione dell'est. Si spostarono lungo la terra di Canaan e giunsero in Mesopotamia dove, per grande fortuna, conobbero una terra fertilissima con 2 grandi fiumi e chi li spostava più da lì. E così scopriamo che la lingua egizia e quella sumerica non solo sono apparentate, si può dire al 100%, ma sono ambedue primitive, nel senso che sono monosillabiche e sono ambedue agglutinanti. Questo ce la dice molto chiara la questione. Come è successo tutto questo? Ma è semplice, no? L'uomo inizialmente, quando iniziò la sua espansione, gli bastava il suo linguaggio semplice e agglutinante, ma semplice non significa che erano solo di 200-300 parole. Il dizionario sumerico, per come lo conosciamo, è ricco di decine di migliaia di parole. E poi anche la lingua accadica, come sappiamo, è ricchissima. Comunque volevo parlare del fenomeno dello spostamento in sé. Veniva chiamato già da allora, già 5-10 mila anni fa, ver sacrum, la quale pertanto non è una parola latina, come la gente dice. La ritroviamo scritta in questo modo, ver sacrum in livio, nel libro 22esimo, ma non significa primavera sacra come la intendono i latinisti. Deriva invece dal sumerico e dall'egizio, contemporaneamente. In sumerico be, ber, bir, tagliar via, strappare. In egizio abbiamo più chiaro il concetto, ber, uscita, fuoriuscita, sacer, viaggiare. Perciò uscita, bersacher, significò uscita e viaggiare, uscita e mettersi in moto e spostarsi. Per cui possiamo interpretarlo oggi come viaggio di distacco. Questo era il ver sacrum originario e ce lo ritroviamo persino presso gli ebrei nella Pesach, dove adesso la Pesach ha perduto le R finali, ma troviamo la loro base in pe, lasciare la patria, letteralmente. Sono parole sempre egizie, più sac, raccogliere assieme, assemblare, da cui anche la parola italiana sarda, latina, sacum, e addirittura anche greca, sac,
Sacco serve appunto per assemblare, per mettere, raccogliere insieme, mettere le cose dentro. Sac, raccogliersi per lasciare la patria. Questo è il significato originario della Pesach, cioè della Pasqua ebraica, la quale indicò, come sapete, appunto il distacco dal popolo egizio. Abbiamo imparato che le parole primitive erano tutte monosillabiche. Noi comprendiamo le parole attuali se nel confrontarle con quelle più antiche del Mediterraneo, prima le disagglutiniamo. Pertanto la parola Nora, che è anche un toponimo, indicò una delle città che si dice fondata dai Fenici, no? Una delle città sarde. Nora significa bagliore, luce del sole, sottinteso, e deriva dall'egizio Nu-Ra, sono due parole. Ra è il dio del cielo, il sole, il dio, insomma, per antonomasia, dio per antonomasia, e Nu significa cielo. Pertanto Nura significa letteralmente dio del cielo. Sono due parole. E impariamo anche un'altra cosa, che Ra viene posposto a Nur, mentre noi oggi lo mettiamo prima. Ra, dio del cielo, lo mettiamo dopo, il rapporto genitivale segue, mentre prima il rapporto genitivale veniva espresso inizialmente, mentre seguiva la parola costituente, il concetto. Questo fenomeno lo ritroviamo poi anche in parole, per esempio, ebraiche. Elianora, che è una parola ebraica e poi divenne una parola mediterranea. Abbiamo un quadrisillabo, Elia più Nura, Elianora, che significa letteralmente bagliore del sole, Elianora. El-Ya è già una parola in sé presso gli ebrei, perché è stata già agglutinata, significa letteralmente il dio El, cioè il dio sole, e Ya, cioè l'antica dea luna. Perciò vanno identificate, è un solo dio, Elia, il famoso profeta Elia. Nura sappiamo già che significa, bagliore, ecco, lo troviamo per esempio in accadico col significato già di bagliore, già come parola agglutinata, bagliore, luce, nur, da cui anche l'arabo nur e insomma ce lo ritroviamo in tantissime altre parole. Noi le parole che utilizziamo oggi sono tutte agglutinate, pertanto dobbiamo ricordarci che il nostro vocabolario non è altro che un antico dizionario agglutinato. Per esempio rosa. Ecco, coloro che pensano, e sono praticamente tutti al mondo, escluse poche teste sane, coloro che pensano che tutto derivi dal latino, almeno nel linguaggio mediterraneo, pensano che rosa derivi dal greco rodon, ma sbagliano di grosso perché ro può andare, ce l'abbiamo nel Mediterraneo in generale, in sardo, eccetera, e anche in greco, ma è la seconda sillaba don del Mediterraneo. Presso i greci non può essere confrontato con sa. Invece il confronto è perfetto quando lo guardiamo presso gli egizi. Ru, sha, fiore della malizia. Ru, malizia, sa, fiore. Vedete anche qua il rapporto genitivale è capovolto, no? Della malizia, fiore. È un po' identico, è identico proprio alla sintassi anglosassone, che so io, home ceiling, il soffitto della casa, ecco, il soffitto viene dopo, che è il concetto, mentre home,
che il rapporto genitivale viene prima, home sealing. E come vedete la tradizione linguistica di tutta l'Europa si rifà sempre alla tradizione egizia e poi a quella sumerica espressa magistralmente poi dalla lingua accadica, dall'assiro, dal babilonese e dall'ebraico chiaramente. In accadico abbiamo l'egiziano Rusha già agglutinato Rusu, che significa incantesimo, cioè ha già perduto il significato di fiore e significa soltanto incantesimo, però ha mantenuto gli antichi concetti, questo incantesimo riferito a un fiore, Rusu. Incantesimo perché l'incantesimo presso i babilonesi, gli accadici, eccetera, indicava l'atto di una donna, quella procedura che serviva ad incantare un uomo, magia positiva. Tutte le parole, pertanto, abbiamo imparato che sono agglutinate, comprese quelle complesse. Per esempio, il latino penetralia, la parte più interna di un santuario, e deriva dall'egizio pinetrar, letteralmente tesoro del Dio. Pi relativo a, neter o netr, Dio, ar, tesoro. Infatti noi sappiamo che il tesoro, tutti i templi avevano un tesoro, perché ogni tempio era adorato da 1, 100, 1000, 10.000 persone, ogni tempio dedicato al tale Dio. E tutti ovviamente portavano i doni, chi poca roba, chi molta roba. E i doni non deperibili, per esempio i doni non in grano, ma come corone d'oro, d'argento, le monete d'oro, d'argento, venivano posti nel penetrale, nel punto chiamato proprio tesoro del Dio. Così fu sempre nell'antichità, per ogni tempio e in ogni tempo, talché la moneta per antonomasia, che noi, parola mediterranea, deriva dal latino, in questo caso, e la moneta indicava originariamente la dea Era moneta, cioè la dea Era ammonitrice, letteralmente. Nel tempio della dea moneta veniva messo, anzi veniva addirittura stampata la prima moneta degli antichi romani. Un'altra parola composta, agglutinata, è aurora, che molti, fermandosi sempre al latino, confrontano con aurum, ma l'aurora non è dorata, l'aurora è semmai rosata, aurora dalle dita rosate. Ritroviamo, scomponendola, disagglutinando aurora, ritroviamo i componenti in egiziano aur, partorire, ur, grande Dio, e Ra, Dio Sole. Pertanto aurora significò in origine colei che partorisce, il grande Ra. Capiremo perché, no? Perché i miti antichi parlavano sempre di morte del sole o cattura principalmente del sole al suo calare e la sua detenzione durante la notte in una prigione e poi all'alba veniva liberato o si liberava o presso gli egizi veniva ripartorito dalla dea Mater universale che era la terra, come sappiamo. Anche Roma è una parola agglutinata. Naturalmente questo gli indoeuropeisti e i latinisti, eccetera, non lo sanno.
E l'unico loro raffronto è quello di confrontarla con Rome, una parola greca che significa forza, potenza. Ma dobbiamo tener conto che Roma ebbe il suo nome già nel 753 a.C., quando nacque in forma di poche capanne di paglia sul Palatino. Si chiamava già così Rome. Perciò che c'entrano queste poche capanne di paglia con la potenza? È incredibile. Se noi leggiamo Servio, che era il commentatore di Virgilio nell'Eneide, sappiamo che l'antico nome del Tevere era Rumona, ecco, da cui Rumanus, che ha il significato di fluviale, ossia tiberino. Ne resta traccia di questo nome in Porta Romana, che stava nella cinta primitiva, mentre nella cinta serviana essa corrispose a Porta Flumentana, però sempre una porta che portava direttamente al fiume. Tenete conto che i romani, finché poterono, costruivano sui loro colli, perché già Tito Livio documenta che nelle parti basse Roma veniva allagata molto, ma molto spesso. Porta Flumentana. Rumona deriva dall'egizio ru, distretto, mu, acqua, na, grande, perciò significò grande distretto d'acque. Roma è una parola di per sé stessa già semplificata, senza quel na. Ruma significa semplicemente distretto di acque. Abbiamo questo ru anche nel greco, roa, flusso d'acqua. Come vedete, anche Roma è un nome egizio. Possiamo tradurlo volendo anche con lo sumerico, perché tra il sumerico e l'egizio ci passa molto poco. E possiamo dire che il passaggio, poi lo spiegheremo meglio, il passaggio tra la valle del Nilo e la valle mesopotamica portò anche a una progressiva differenziazione, più che delle parole, dei loro significati più profondi. Perché il fenomeno del linguaggio è proprio quello di, man mano che ci si allontana dalla parte originaria, mediante il processo del ver sacrum, si giunge poi a, sai, il mondo è fatto così, la storia è fatta così, la gente è fatta così, i concetti pian piano si trasformano e si evolvono in altri concetti. Però spero che per voi sia chiaro l'idea che la lingua originariamente nacque nel Mediterraneo, il linguaggio originariamente nacque nel Mediterraneo e la sua prova fondamentale sta innanzitutto nel fatto che le singole parole in origine erano monosillabiche, perché l'uomo in origine parlò a monosillabi. È intuitivo, non sto qui a spiegare, dovrei farvi una piccola lezione, ma non è proprio il caso di farvela in questo momento. Tutto quanto vi ho detto basterebbe come lezione di etimologia per farvi capire come nacque il linguaggio, come dilagò nel Mediterraneo e oltre, verso est, verso l'India, verso la Cina, eccetera, insomma come si evolvette. Chi non è in grado di fare le etimologie, beh, mi viene candidamente di dire se ne stia a casa, però tutti i professori, non moltissimi, tutti i professori attuali delle cattedre di linguistica e non solo, credono di aver raggiunto l'empireo e di poter dare tutte le traduzioni di questo mondo
utilizzando soltanto il latino. Naturalmente invito tutti ad andare a prendervi i dizionari etimologici del latino, del greco e di tutte le lingue mediterranee per capire lo sfacelo che hanno creato costoro, perché non avevano capito l'esigenza fondamentale di staccarsi dalla lingua di Roma per avere un'idea globale del Mediterraneo utilizzando tutte le lingue che apparvero e che sono note grazie ai dizionari e alle grammatiche che oggi per fortuna troviamo in vendita, non da oggi, ma da oltre 100 anni. Come dire che le università, le accademie, per quanto riguarda le etimologie, sono arretrate a dir poco di 100 anni. Io sono conosciuto da tutte le accademie del mondo, ma ovviamente ancora di più sono conosciuto dalle due accademie sarde, dalle due università sarde e dalle loro propagini che potremmo identificare, visto che parliamo di antichità, in cosa le identifichiamo? Le propagini, se non nelle sovrintendenze archeologiche. Io sono stato sempre conosciuto. Oggi come oggi nessuno mi conosce, perché tutti i docenti universitari hanno preso tali distanze da me da essersi rinchiusi nella Turris Eburnea e da lì non escono assolutamente, non vogliono confrontarsi. Non so se per paura o per quale motivo, non vogliono confrontarsi con me, ma mi conoscono bene. Circa 20 anni fa, quando io presentai il mio primo libro, con molta noncuranza, nonchalance, loro signori si presentarono alla presentazione del mio primo libro, forse perché erano curiosi. Vediamo che dice il dottor De Dola, anche lui adesso si è messo a trattare le questioni dell'antichità. Vediamo cosa dice sui toponimi della Sardegna. Io espressi le mie teorie di fronte a, si può dire, a tutta la sovrintendenza archeologica di Cagliari, con a testa il dottor Santoni, il quale molto pazientemente mi ascoltò, sempre col sorriso sulle labbra, e quando io ebbi terminato, prese la parola per primo, ricordandosi che io ero un suo vecchio collega di banco all'università, però prendendo immediatamente le distanze, perché disse che io in tutto il mio discorso avevo vagato tra le nuvole, avevo tratto le mie etimologie dalle nuvole, mi ero inventato tutto ed era ora che mettessi i piedi per terra, perché la vera ricerca scientifica si fa con i piedi per terra. Una grande lezione, quella del dottor Santoni, il quale concluse dicendomi proprio queste testuali parole: dottor De Dola, noi archeologi andiamo terra a terra. E voleva dire ovviamente che loro tengono i piedi per terra in ogni modo, e in più il significato era a doppia via, perché andavano terra a terra perché scavavano, pertanto loro solo dagli scavi trovavano il materiale che poi confrontavano per tutto il Mediterraneo, eccetera. Loro andavano terra a terra, io andavo sulle nuvole. Non si rendevano conto del fenomeno etimologico, non si rendevano conto che è ovvio che se io voglio capire che cosa significa la parola rosa in Sardegna, che ha generato perfino moltissimi cognomi, Rosa, Rosas, De Rosas, eccetera, questa parola, se la vogliamo analizzare bene, vuol dire che è antichissima,
altrimenti questi cognomi non esisterebbero neanche. Esisterebbe al limite la parola rosa. In quel caso sì che dovremmo prenderla dal latino. No, in latino invece hanno la parola ma non hanno i cognomi. I cognomi ce li abbiamo noi, i cognomi sono antichissimi nomi personali. Pertanto Rosa già 2, 3, 4 mila anni fa in Sardegna era un nome muliebre che indicava l'incantesimo o la malizia che produce l'incantesimo. Ed era un nome appunto di donna, è un nome meraviglioso, no? Riferito al fiore. Beh, loro signori non lo sanno, vanno terra a terra. Noi, un glottologo serio, un etimologo serio, se vuole capire invece il fenomeno, deve prendere questa parola e che fa? Fa un salto di millenni, ma non per arrivare sulle nuvole, no? Ricade per terra perché trova che millenni addietro quelle parole esistevano e lo scopre proprio grazie ai dizionari esistenti. Sono in vendita, chiunque li può acquistare. Dai dizionari esistenti, per esempio, ecco, io cito spesso l'egiziano, eccolo qua, i 2 volumi del Wallis Budge, che sono scritti addirittura con i geroglifici, qua non so se si vede, con i geroglifici sono scritti. Chi vuole imparare impari, chi non vuole imparare non impara. Fatto sta, io faccio salti di millenni, ma toccando sempre terra, perché se non ho i raffronti con le antiche lingue, io non mi metto a inventare parole che, come vedremo fra poco, loro invece hanno inventato a bizzeffe. Bene, io mi attengo alla, come dire, alla poesia del Foscolo, ai sepolcri, il quale diceva le muse, le pimplee del mortale pensiero animatrici, siedon custodi dei sepolcri e quando il tempo con sue fredde ali vi spazza fin le rovine, le pimplee fan liete di lor canti i deserti e l'armonia vince di 1000 secoli il silenzio. L'armonia, lui lo disse poeticamente, l'armonia è la parola. Pertanto il Foscolo riuscì a cantare le gesta degli antichi, non inventandole, andandole a pescare sulle nubi, no, semplicemente prese Omero e gli altri scrittori dell'alta antichità e da lì apprese tutte queste cose. Pertanto quelle cose erano già scritte 3000 anni fa, 2500 anni fa. E proprio se vogliamo andare per il sottile, andare terra a terra, come dice il dottor Santoni, dobbiamo ricordarci che lo stesso Schliemann scoperse Troia, solamente perché si era letto l'Iliade, si era letto Omero, e da lì per induzione giunse a scavare la collina di Isarlik e ne mise fuori questo grande tesoro. Ecco, lo Schliemann andava terra a terra come me, ma non terra a terra come il Santoni. Fare etimologia significa quasi come fare lo scavo archeologico. Noi etimologi, quelli seri dico, perché sono rari sulla piazza. Gli etimologi seri fanno lo stesso scavo archeologico, in questo caso nei dizionari, che fanno gli archeologi. Per esempio il professor Lilliu, quando scavò il suo nuraghe, qua indico nella slide la prima linea che grosso modo corrisponde a quanto appariva al di fuori, all'aria,
quando Liliu iniziò a fare il suo scavo. La seconda linea indica più o meno il livello romano, nel senso che se il Liliu avesse scavato solo per 4 metri, fermandosi, egli avrebbe detto che tutta la civiltà sarda non è altro che civiltà romana e che pertanto il Mare Nostrum era un pelago romano in ogni senso e che pertanto noi sardi bla 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 bla. In realtà lui scavò fino ai 19 metri quando trovò la base rocciosa e lì scoperse tutta l'antica civiltà degli Shardana. Gli archeologi scavano, io scavo. Solo che loro si attengono a quanto dice la scuola linguistica, la quale ancora oggi è preda e comunque fomentatrice di una colossale mistificazione, perché come origine delle lingue ci mettono l'indoeuropeo. Se poi vogliono scavare più in fondo, sì, loro intuiscono che c'è più a fondo dell'indoeuropeo qualcosa e parlano di paleo-indoeuropeo. Se vogliono andare ancora più a fondo nei millenni, parlano di pre-paleo-indoeuropeo. Ma come vedete nella slide, l'indoeuropeo, se voi comprate un qualsiasi dizionario, tutte le parole indoeuropee sono indicate con un asterisco che per convenzione internazionale indica parola inventata, parola inventata. Quando parlano di paleo indoeuropeo significa parola doppiamente inventata, cioè ancora più dubbia. Pre-paleo indoeuropeo, 3 dubbi fortissimi, cioè allora perché vanno a parlare di queste cose quando non hanno assolutamente le idee chiare? Per loro l'indoeuropeo è la base di tutto e da lì nacque tutto. Secondo loro il germanico nacque prima del latino, per esempio, e furono i germani tra 2000 e 1000 anni prima di Cristo a portare il latino in Italia. Pertanto il latino deriva dalla lingua germanica. Tutto questo è incredibile. Guardate tra il germanico e l'indiano quanta distanza c'è. È molto semplice, no, pensare che dal delta l'uomo, costa a costa, se ne sia andato verso l'Atlantico, poi abbia passato le colonne d'Ercole, eccetera, e lo stesso da qua se ne sia andato verso la Turchia, passati i Dardanelli e aggirò il Mediterraneo. Ed è semplicissimo capire che dopo la terra di Canaan, l'uomo, sempre andandosene lungo i paralleli, nelle zone temperate o un po' calde, superò alla fine anche la valle dell'Eufrate e se ne andò in Iran, poi in Pakistan e poi in India e così via. L'uomo passò sempre nelle zone temperate. Ecco, poi dalle zone temperate chiaramente risaliva i fiumi, il Rodano, il Danubio, il Volga, il Dnieper, il Don e così via. Le risaliva. Guarda caso, questi fiumi venivano risaliti perché andavano da nord verso sud, orientativamente. Perché? Perché man mano che le grandi glaciazioni si scioglievano e cedevano
i loro ghiacci. I ghiacci appunto sciogliendosi creavano le valli fluviali che andavano verso sud, insomma. Pertanto è intuitivo che l'uomo dalle zone temperate risalisse queste valli fluviali che si scioglievano e giunsero fino a toccare la calotta polare, ma non riuscirono mai a vivere sulla calotta polare, se è vero che quella conteneva fino a 3 chilometri di ghiacci. Noi abbiamo la dimostrazione scientifica del fatto che l'uomo risalì sempre verso il nord, anche qui dal fiume Mekong, risalì sempre verso il nord fu portata la lingua e non viceversa. Loro sostengono che la lingua invece nacque qui. Qui, in questo punto, e la chiamarono lingua indo-germanica o indoeuropea, che è la stessa cosa. Da qui, guardate un po', questa lingua si espanse verso l'India, fu portata in Europa dai germani che prima stavano in questa zona, e comunque dagli indo-germanici, e poi guarda caso discese verso l'Italia e toccò anche la Grecia. Bontà loro, si crea in questo caso un triangolo d'oro. Vedete, un triangolo strettissimo dove si evolvette il loro linguaggio, non il mio linguaggio. Tutto questo ha dell'incredibile. E allora come riusciamo a capire che quel monosillabo anglosassone che indica il reggiseno deriva dall'egizio bra, basket, cestinetto? Come riusciamo a capire, se non con la mia teoria, che Norge, il nome della Norvegia, Norge è una parola sumerica, nor, luce, bagliore, ge, terra, ge ce lo ritroviamo anche presso i greci, ge, terra, e presso i sumeri invece è espressa con chi. Pertanto abbiamo la parola Norge nel nord Europa, Nurchi nel Mediterraneo, dove abbiamo anche il cognome sardo. Non sto a dirvi come nacque questo cognome nel Mediterraneo. In ogni modo, Norge significa letteralmente il paese dei bagliori. Si parlava, chiaramente si parla e si parlò delle aurore boreali. Anche la parola nord è una parola sumerica. Nord, in sumerico abbiamo nurdu, cioè significa letteralmente prigione della luce. Nur sappiamo che è la luce, il sole, il dio sole, eccetera. Du, prigione, perché quando tramonta il sole viene imprigionato dal dio della notte. Ecco, nord. E se voi andate a vedere invece nei vari dizionari etimologici di tutte le lingue europee, vedete che ogni popolo, ogni etimologista respinge queste parole indicanti l'orientamento a tutti gli altri popoli. Non è mia, non è nostra, è spagnola, gli spagnoli dicono no, è inglese, gli inglesi dicono no, ma forse è italiana. Andate a leggere i dizionari e vedrete la pantomima per non ammettere che è una parola sumerica, così come sono sumeriche o egizie, che è lo stesso tutte le altre parole relative all'orientamento. Sud deriva letteralmente dal sumerico shud, preghiera, proscinesi, e si capisce perché l'interpretazione ci vuole, no, nella linguistica. Chi non sa utilizzare l'interpretazione se ne stia a casa. E allora è chiaro capire che tutti i popoli antichi, al momento in cui il sole stava più in alto, a mezzogiorno, facevano il saluto al sole, la proscinesi, lo facevano all'alba, ma anche
principalmente all'ora a mezzogiorno. Ancora oggi questo fenomeno lo conosciamo con i musulmani. Bene, questa parola shud, la troviamo capovolta in egizio, invece che shut, ust, adorare, ujet, pregare a. Capirete, no? Che il sumerico e l'egizio sono apparentati al massimo grado. West, proprio West è la parola originaria, da cui noi abbiamo Ovest, dove mettiamo UV, quel W, noi lo leggiamo, noi mediterranei lo leggiamo come UV, e tutto il resto rimane identico. Est. West, dal sumerico universo, Esh, sepolcro de creatore. Uesh de significò già in origine sepolcro del creatore dell'universo. Sappiamo per quale motivo, no? Perché il Sole, all'ocaso, al suo cadere oltre la Terra, plaf, cade nel suo sepolcro momentaneo, ben inteso. Est, anche est deriva dal sumerico esh, sepolcro, tuk, rompere in questo caso. Esh tuk, rottura del sepolcro, perché ad est il sepolcro si rompe e il Sole erompe dal suo sepolcro. Velocemente entriamo nel Mediterraneo per sempre. C'eravamo già da prima, però chi non vuole intendere che la lingua è nata nel Mediterraneo non lo intenda, non importa, non abbiamo bisogno di loro. Io sto parlando a chi vuole intendere, non a chi vuole rinchiudersi nella Turris eburnea a ricevere soltanto lo stipendio. Prendiamo per esempio la parola acciaio, questo per farvi capire come è nato il linguaggio. Acciaio è una parola che capiamo molto bene e ovviamente tutti possono pensare che sia nata con la metallurgia, cioè col processo di battere, di fondere e battere il ferro per creare l'acciaio. Sì, ma questo processo sappiamo da quando c'è, no? L'età del ferro. Sappiamo da quando data l'età del ferro. Ma la parola acciaio va, come dicevo all'inizio, sempre decomposta, proprio disagglutinata per poterla capire nel profondo. Dobbiamo spaccare il melograno, altrimenti non capiremo mai il fenomeno del costituirsi della lingua mediterranea. Acciaio in italiano, azzargiu in campidanese, azzariu nel sardo centrale, attarzu in logudorese. In tardo latino abbiamo acciarium e ovviamente ci riferiamo alla aces, in latino è la punta, la facoltà di penetrazione. Ma se poi andiamo a vedere nel dizionario egizio, abbiamo tutti i componenti da cui comporre, agglutinandoli, la nostra parola acciaio. Abbiamo az, colpire, distruzione, morte, e ci richiama all'effetto dell'acciaio limato a dovere, più ari, azzari, servire in armi, servire nell'esercito. Perciò l'acciaio era fatto apposta per essere usato nell'esercito per la guerra. Abbiamo anche altre parole egizie, aziu, con doppia z, cioè letteralmente sono coloro, con questa U finale che, vi ricordate, indica il plurale, sono coloro che colpiscono per far male, coloro che scannano letteralmente, gli aziu. Ecco,
In egizio, oltre a quello, abbiamo anche la parola ac. Vedete le varie pronunce? Az. In sardo ce le abbiamo tutte le pronunce. Ce le abbiamo in z, in c, eccetera. In italiano solo in c. In egizio abbiamo appunto questa parola ac, calamità. Accia, letteralmente un atto cattivo, un atto malevolo, più ar, disgrazia, per cui la char, acciar, per cui l'acciaio, insomma l'acciario, era appunto un atto cattivo per creare disastri, calamità. Questo era l'acciaio. Complessa, sembrerebbe complessa la questione, ma non lo è. Io ho fatto questo discorso per farvi capire come nacquero le parole, come è nata la civiltà mediterranea. In Sardegna, e qua entriamo in un altro fenomeno che vi fa capire, sempre legato ai metalli, come nacque il linguaggio mediterraneo. Abbiamo in Sardegna s'acqua madaglia, cioè l'acqua benedetta, l'acqua perciò da proteggere, importante, perché è sacra. Deriva dall'accadico madallum, accadico babilonese, matallum, pietra preziosa. Pertanto l'acqua benedetta nostra è sempre riferita alle pietre preziose dell'antichità, pietre preziose. Perché in origine, 40.000 anni fa, 30.000 anni fa, l'Homo sapiens che faceva? Le pietre preziose, non tutte ma molte, erano addirittura in superficie, non faceva altro che con un bastone duro scalzarle e portarsele via. Cioè le pietre preziose sono, come dire, antiche, note all'uomo così fin dal momento in cui creò il proprio linguaggio. E le chiamò matallum, pietra preziosa. Da lì nacque poi l'idea del metallo, che era una cosa preziosa. Ricorderete tutti che quando l'imperatore degli Ittiti mandò sua figlia in sposa al faraone, mandò come dono di nozze un pugnale d'acciaio, perché valeva infinitamente più dell'oro, figuriamoci. Bene, rimaniamo un po' in Sardegna perché anche della Sardegna dobbiamo parlarne, essendo la famiglia di noi sardi. Colei che ha mantenuto praticamente intatto l'antico linguaggio, infatti si può dire che ancora oggi il nervo centrale del sardo, il sardo autentico, non è altro che un antico sumerico, un antico egizio, un antico accadico, un antico babilonese. Nessuno venne ad occuparci, fu l'Homo sapiens che creò tutto e da lì nacque il miracolo della lingua mediterranea. Vediamolo per esempio in Caralis, la capitale sarda, chiamata così da Livio. Ecco, Tolomeo 150 anni dopo la chiamò invece Caralli, con due L. Questo Caralli è confrontabile con Carallu, parola babilonese che significa gioiello. Perché la parola gioiello? È riferita chiaramente al corallo. Perché il corallo? Gioiello, corallo, corallo, gioiello. Perché l'uomo primitivo, ancora prima di sapere usare gli strumenti di affinazione, di scalfittura, eccetera, trovava i sistemi per ripulire in qualche modo il corallo rosso della Sardegna e venderlo in tutto il Mediterraneo, in tutta Europa, come un autentico gioiello. Invece coloro che sono fermi all'indoeuropeo, che come dicevo è una lingua inventata, dicono che Caralis deriva da car, roccia, parola indoeuropea, alla quale per loro dignità premettono l'asterisco chiamandolo roccia. Però in realtà se voi andate a cercare tutti i dizionari,
quelli veri, non quello indoeuropeo, vedete che car non esiste in nessun dizionario, almeno nel senso di roccia, perché lo ritroviamo presso i Sumeri, per esempio, ma col significato di molo, che è un'altra cosa, perché se vogliamo proprio parlare di molo, allora potremmo anche starci, ma in quanto Caralis nacque nella laguna, se quelle sponde lagunari le vogliamo chiamare molo, e va bene. In ogni modo Caralis nacque in laguna e non sulle alture di Sant'Elia o roba del genere, come i latinisti indoeuropeisti, gli inventori di questa parola, vogliono far credere. È che dobbiamo abituarci a pensare che tutte le parole, tutte compresi i suffissi, va bene, compresi i suffissi, tutto nacque presso gli antichi popoli del sud, presso l'accadico, presso il sumerico, presso l'egizio, compresa, io nella mia grammatica ho analizzato decine e decine, quasi un centinaio di suffissi, e tutti derivano da antiche parole, da antichi concetti, da antichi vocaboli, da antichi vocaboli. Questo sa, questo finale in sa, preziosa, armoniosa, scontrosa, viziosa, eccetera, derivano originariamente dall'egizio sa, persona, individuo, e poi divenne anche pronome. In accadico è già pronome e basta, ed è dall'accadico all'accadico pertanto che noi riferiamo questa sa, che la ritroviamo in Ichinusa che lor signori, sempre i soliti, sostengono che non deriva sì dal latino, ma deriva dal greco iknos orma, e non si rendono conto che in babilonese abbiamo la stessa parola, in accadico la stessa parola iknu orma, ma in accadico iknu, ecco, ha anche l'altro significato di lapis lazuli, cioè minerale blu, col quale, pestandolo, gli antichi egizi dipingevano le volte delle loro tombe in blu. Era un minerale costosissimo, ben inteso, ma proprio perché era costosissimo, il lapislazzuli portò a identificare con esso l'acqua del mare. Gli egiziani, per la verità, l'acqua del mare la indicavano col colore verde, da cui abbiamo la parola egizia e accadica contemporaneamente, iknusa, va bene? Ik, quella A che vedete qui nella slide, quella A veniva pronunziata tendenzialmente come ich, I. Pertanto abbiamo ich green, nu, la massa d'acqua primordiale, più sa che abbiamo imparato a conoscere. Per gli egizi la massa d'acqua primordiale era il Mediterraneo perché loro conoscevano solo quella. Pertanto Ichnusa era quella che stava in mezzo alla massa d'acqua primordiale. Altro che se gli egizi conoscevano la Sardegna, Ichnusa. Chi non la conosce ancora sono sempre i latinisti o i grecisti che non vogliono guardare nella quarta sponda del Mediterraneo. E così è anche Sandaliotis, per esempio, una parola composta che Attilio Mastino, Giovanni Ugas, Roberto Casti e tantissimi altri riconducono inevitabilmente al sandalo, e così come Icnusad viene ricondotta all'orma, Sandaliotis non può che essere ricondotta al sandalo, perché già così interpretavano gli antichi greci, ma loro non avevano gli strumenti che abbiamo noi oggi. Pertanto questi signori devono smetterla
di ripetere dopo 2500 anni le solite storielle. Si debbono aggiornare, devono prendere i dizionari che sono in vendita e consultarli, compulsarli e vedere cosa ne possono cavare fuori invece delle loro fantasie assurde. Questa è gente che, come il sovrintendente delle antichità, camminano terra a terra, gente che cammina terra a terra. Non si rendono conto che Sandaliotis è composta da accadico sa, quella di Antali, Occidente, più Uttu, guardiano delle porte. Il guardiano delle porte della città, eccetera, era un guerriero. Sant'Aliuttu significò ai tempi dei nuragici la guardiana dell'Occidente. Sembra del tutto ovvio, se vogliamo interpretare il nome, che la Sardegna era potentissima in quei tempi. Non importa come poi divenne, perché se per quello già l'antica Grecia, dopo 200 anni dalla città più potente del Mediterraneo, parlo di Atene, la città di Atene, la città più potente del Mediterraneo, quando i romani andarono a invadere la Grecia si trovarono un paesello di morti di fame, di gente senza arte né parte, che non sapevano più costruire neanche una barca. Ecco, questo lo dice Tito Livio, per cui si vede che se una città perde il suo potere, se un'isola perde il suo potere, se una nazione perde il suo potere, è chiaro che poi regredisce rapidamente. Così è successo ad Atene, così è successo alla Sardegna. Però Sandaliotis significa la guardiana dell'Occidente. Ricordiamoci definitivamente che il primo nella storia della scienza ad aver stabilito con più o meno esattezza quale fosse la forma della Sardegna fu Tolomeo. Ecco, diede le coordinate più o meno esatte, e pertanto dalle sue coordinate si riuscì a fare una carta più o meno corrispondente alla Sardegna. Però se è vero che già gli antichi greci volevano riferire Icnusa e Sandaliotis alla orma o al sandalo, perché non hanno preso ad esempio la Corsica, che è molto più simile a un'orma e a un sandalo, e non la Sardegna, che non ha assolutamente forma di piede o che so altro. Questo è un uraghe, l'abbiamo già visto. Passiamo adesso al significato dei 4 fondamentali monumenti che troviamo in Sardegna. Il primo è il nuraghe. In Sardegna abbiamo vari dialetti per cui vari nomi, nuracchi, nuragi, nuraghe. E deriva dal sumero accadico nura, luce, bagliore, più chi, luogo, sito. È il luogo della luce, il nuraghe, cioè l'altare del dio Sole, la chiesa di Ra creatore, Nuracchi. I preti bizantini, certo, fecero polpette di questa parola, dovevano smantellare l'antica credenza dei sardi che credevano nel dio Sole, dimenticando che gli stessi romani credevano nel dio Sole. Infatti imponevano all'intero popolo soggetto di adorare gli imperatori come il dio Sole, se ricordiamo, no? Loro dovevano smantellare una volta che il cristianesimo aveva vinto e chi li teneva più. Dovevano smantellare le antiche religioni, ci misero una fatica enorme, ma riuscirono a tal punto da vincolare ancora le menti, i cervelli dei professori universitari che insegnano nelle nostre università, i quali continuano a dire che
Nurra, parola inventata dai bizantini, significa mucchio di pietre. Per Nurra i bizantini intendevano le nuraghe e significa contemporaneamente spaccatura profonda, quelle che portano agli inferi, Nurra. Le spaccature, per esempio, le voragini che si trovano nel supramonte. Nurra ha due significati: mucchio di pietre in altezza e spaccatura in abisso, in forma di abisso, dove si poteva trovare appunto il diavolo, l'inferno e il diavolo. Questa è un'invenzione medievale voluta ferreamente dai preti bizantini e inghiottita come fosse miele da Giovanni Ugas, da Roberto Casti e da tutti gli altri che ho citato. Sono costoro che stanno ancora oggi governando la scienza e la coscienza di noi sardi. Mentre, se la gente mi desse retta, dovrebbero essere mandati in pensione. Teniamo conto di un fatto che loro però non sanno, Ugas, Casti, eccetera, non lo sanno, che se gli antichi sardi avessero voluto nominare una torre difensiva, non avrebbero usato la parola nuracchi o nuraghe, perché avevano già il nome per la torre difensiva ed era Denti, Dintu, da cui deriva anche il cognome Denti Dente. Lo ritroviamo anzitutto nel Condaghe di Silchi. Ecco, deriva dall'accadico Dintu, torre di guardia. Ci vuole poco a capire che la torre di guardia è identica al dente e che il dente è identico alla torre di guardia. Da qui il cognome Denti Dente. Pertanto si capisce da questo, siccome Denti è un antichissimo cognome derivante da un più antico nome personale, riferito evidentemente a un uomo, era un nome virile, Denti, torre di guardia. Cioè si capisce che questo nome è di origine nuragica, va bene? E non di origine odontoiatrica, come potrebbe dire Ugas. Abbiamo anche le controprove per questo, no? Perché, per esempio, abbiamo il nuraghe Arrubiu e la gente Arrubia. Controprove che riguardano il re. Perché i nuraghi, almeno i più grandi, erano anche abitati dai re. Perché essendo abitazione sacra, luogo sacro, lo abitavano in certi casi, quelli più grandi, come il più grande di tutti, quello di Sant'Antine di Torralba, oppure altri che ne abbiamo, come il nuraghe Arrubiu di Orroli, per esempio, no? Polilobati. Quelli avevano la funzione non solo di altare del dio Sole, ma anche di abitazione del re. Se non abitava proprio lì, il re abitava nelle capanne accanto, perché dobbiamo tener conto che tutte le capanne nuragiche attorno ai nuraghi non erano altre che capanne, altro che capanne in funzione sacra, non erano abitati da una popolazione. L'esempio ce lo dà proprio il paese di Nurri, il quale sta distante dal villaggio nuragico 3 chilometri, eppure avrebbe potuto abitare nel villaggio. No, abita 3 chilometri lontano perché il villaggio era sacro e in tutte quelle capanne ci abitavano le persone che avevano funzioni relative alla frequentazione. Pertanto c'era anche colui che faceva il pane fresco, colui che batteva il metallo. E perché lo batteva? Batteva i bronzetti e così via, li batteva perché poi i pellegrini, come arrivavano, compravano tutto questo materiale e lo davano in dono all'altare del dio Sole. Gente Arrubia, i fenicotteri, vengono chiamati così dal sumerico enti, uccello,
più accadico rubu, re, enti rubu, uccello reale, nuraga rubiu, nuraghe del re. Questo è un pozzo sacro, il più bello di tutta la Sardegna, quello di Tattino. Guardate un po' quanto è profondo. Ha 3 architravi, incredibile. Queste visto ortogonalmente, visto in sezione. Il pozzo sacro aveva o non aveva un nome? Certo che ce l'aveva, Cabella, Cambella o Cambedda. Abbiamo questi 3 cognomi che indicano letteralmente il pozzo sacro. Andiamo adesso al gigantino, alla tomba dei giganti. Bene, questo gigantino, voi osservate che secondo la teoria del 100% di lor signori ha la sagoma del toro, con le corna chiaramente. Secondo la teoria di una sola persona, del qui presente dottor Salvatore De Dola, invece questa è la sagoma della dea Mater Mediterranea che partorisce, che ripartorisce, mette in psicosi, ripartorisce i morti che le erano stati infilati attraverso questa porticina. Perché dico questo? Perché questa porticina è esposta verso il sole. 1. Se poi volessimo capire se veramente apparteneva al toro questo monumento, e allora perché non aprire, c'era lo spazio, la porticina qui dove dovrebbe stare la bocca del toro? No, fu aperta qua, pertanto non è il toro questo, è la Dea Mater Universalis che apre le gambe per partorire. Lo vediamo meglio qui, in questo gigantino, dove di fronte alla vulva della Dea Mater c'è il circolo solare che lambisce, tocca letteralmente la vagina. È o non è questo il Dio Sole che feconda la vagina della Dea Mater in modo tale da far rinascere tutti i morti che gli erano stati infilati dentro? Non lo vogliono credere loro signori, no, perché lo dice il dottor Salvatore De Dola. E allora vediamo qual era la parola che indicava la tomba dei giganti nell'alta antichità. Nel nord Sardegna per l'Ada si intende proprio quella centina, quella grande pietra centinata col buco in basso dove si può entrare solo strisciando. Piccolo, così piccolo che indica proprio la vagina della Dea Mater. L'Ada, si chiama l'Ada quella pietra ancora oggi nel nord Sardegna. Uguale al cognome Ladu e latte, uguale, e viene dall'accadico aladu, partorire. Ecco perché io dico che quella è la Dea Mater partoriente. Questa parola ce la ritroviamo anche in egizio, ricordandoci che la L in Egitto veniva pronunziata R, fenomeno che ritroviamo anche nel sassarese, per cui Rait, consorte di Ra, è colei che partorisce, Reth, e sempre in egizio, è il genere umano. Spero che queste 3 prove siano sufficienti per Casti, per Ugas, per tutti gli altri che gli stanno attorno facendogli bordone, che capiscano definitivamente. Non ne sono certo, perché sono rinserrati nella Turris Eburnea, dove non riescono a ricevere neanche la posta, nessuno riesce a fargli sapere, a comunicargli, neanche via internet, come stanno le cose. Spero che qualche illuminazione divina gli scenda almeno dall'alto. Questa
è la Domus de Janas, anche questa aveva un nome, ben inteso, no? Tutti i monumenti antichi della Sardegna avevano un nome. Chi non ha voluto scoprire sono loro signori, i vari Ugas, i vari Casti e tantissimi altri che gli tengono bordone. Le Domus de Janas in Sardegna ebbero due nomi. Domus de Janas nel sud e Domus de Sasfatas nel nord, ebbero e hanno due nomi. Domus è anch'essa parola sumerica, comunque non stiamo qui a... sono tutte parole sumeriche. Diana ce l'abbiamo anche in latino, Janus, che lo dice la parola, è colei che brilla, ecco, Dian, brillare più an, sky. Dian significa letteralmente le brillanti del cielo, le splendenti del cielo, indicavano fin dall'origine le stelle. Le stelle. In egizio ce l'abbiamo ugualmente, Janu, sono 4 dei che stanno in cielo verso l'est del cielo. Poi abbiamo nel nord Sardegna Sasfadas, le fate. Ecco, ma le fate erano ugualmente le Janas, la stessa cosa, cioè sono le stesse cose chiamate gli stessi personaggi chiamati con due nomi. Infatti fate deriva dall'egizio Fait, dea che supporta il lato ovest del cielo, oppure può essere dall'egizio sempre Pat, un gruppo di esserini che abitavano nell'inferno, cioè nella parte più bassa della terra, il Tuat, che non significa inferno nel termini attuali. Tutto ciò che non stava nella terra presso gli egizi stava sottoterra, nel regno dei morti. Il Tuat è il primitivo regno dei morti degli egizi. Pertanto ecco questo connubio, Fadas, che è collegato sia alle Janas sia alle fate in questo senso. Potevano essere quelle che brillano nel cielo e quelle che stanno sottoterra. Da qui nacque quell'idea bislacca dei bizantini di farne esseri che escono dalla terra per tribolare il genere umano. Queste erano le fadas. E in ultimo abbiamo le pietre sacre, Sasperdas Fittas, le quali avranno anch'esse un nome, l'hanno avuto, oggi le chiamano Perdas Fittas, cioè pietre infisse. Queste ebbero addirittura 4 nomi. In sumerico abbiamo Kudr, tagliare, in accadico Kudurru, tagliato, che non è altro che Saperda Fitta, veniva chiamata Kudurru in accadico, tagliato perché? Perché quella pietra non nacque lì così, fu tagliata dalla base rocciosa e scolpita in quella forma. Abbiamo ancora questa radice nel sardo, nel nord Sardegna, scordoclare, cioè slogare, spezzare. Perciò vedete che kudur, scudur, da cui la metatesi, scord. Il kudur ce l'abbiamo ancora in Sardegna, il kudurru, lo spezzato. Poi abbiamo un altro nome di Sasperdas Fittas, Betel, in sardo Betilli, è una località a Sadali, da cui anche il Betilo presso gli ebrei, che era quella pietra su cui poggiò la testa Abramo, no? Se ricordo bene, che deriva dall'egizio Becht, trono, più Ar, generare. Bektar, trono del creatore, letteralmente. Figurati che significato profondo ebbero le pietre fisse nell'altissima antichità.
C'è anche un altro nome in Sardegna, non solo Betilli, non solo Cudurru, ma anche Iliannu, albero in accadico, Ilanu, dio deità, Dailu, dio sommo. Ce l'abbiamo in Saperda Iliana, la quale non a caso è a forma di pietra proprio sbozzata, come certi monumenti dell'Arizona, per esempio. Un quarto nome ci viene da Saperda Iddocca, che significa letteralmente in accadico il lucco, una pietra preziosa. Saperda Iddocca è la località da cui hanno tolto o scavato queste pietre fisse che però erano già scolpite, perciò un po' più avanzate rispetto a quelle grezze che abbiamo visto prima, appartenenti al territorio di Goni. Ecco, queste pietre qua furono trovate quasi tutte in territorio di Perda e Docca, che significa letteralmente la pietra preziosa.